Al Teatro Aldo Rossi di Borgoricco la Federazione dei Comuni del Campo Sampierese ha presentato il marchio d'aria Valle Agredo, iniziativa che punta a dare identità a un territorio che ha scelto la strada della qualità e della sostenibilità. L'acronimo una V e una A racchiusi in uno scudo, le linee bianche e lo sfondo rosso e il logo Valle Agredo. Questo marchio caratterizzerà il Campo Sampierese, cuore del Veneto centrale e tutto ciò che vi ruota attorno per rendere immediatamente identificabile questo modello di sviluppo dove la territorialità e la forza di mettersi in rete diventano i caratteri distintivi. Questo è un progetto, è un sogno, nel senso che noi ci siamo chiesti in che cosa questo territorio può essere unico al mondo, i migliori del mondo. Ecco il sogno e anche un po' la presunzione. Abbiamo individuato dei settori in cui possiamo davvero essere tra i migliori al mondo e abbiamo deciso di creare questo progetto Valle Agredo perché questo è un contenitore in cui tutte queste eccellenze possono andare in qualche modo ad abitare ed essere riconosciute, sia di questo territorio ma anche poi allargando ai territori vicini, perché noi non siamo chiusi ma siamo aperti. In concreto si guardano 4 grandi filoni legati soprattutto all'economia ma non soltanto, quindi noi abbiamo l'idea di uno sviluppo economico industriale di un certo tipo, sostenibile, in cui la chiamiamo fabbrica sostenibile del bello e ben fatto, in cui si coniuga la qualità e la sostenibilità sia a livello di processo sia a livello di prodotto. Il secondo punto è una sfida sulla salute, guadagnare in salute, quindi sugli stili di vita. Il terzo è sul nostro modello di governance, quindi l'idea di comuni che lavorano insieme, che condividono, che non restano chiusi nei loro steccati, di sindaci che si trovano, collaborano, hanno fiducia uno nell'altro. E quindi tutte queste situazioni poi vengono in qualche modo certificate da questo marchio che vogliamo introdurre, che si chiama appunto Valle Agredo. Quindi prima di tutto ci si deve sentire parte di questa valle e poi anche siamo pronti a riconoscere, soprattutto a livello di aziende, coloro che fanno certi percorsi di certificazione particolari e quindi possono essere riconosciuti nella loro sostenibilità, nel loro rispetto ambientale, nella loro qualità di produzione. Dalle antiche ville venete al graticolato romano, dagli orizzonti naturalistici alle eccellenze enogastronomiche e di fabbriche che ormai sono presenti in tutto il mondo con i loro prodotti unici. È già attivo il portale telematico che offre sia le opportunità più tradizionali sia gli aspetti meno conosciuti e peculiari del territorio camposampierese. La nostra economia ha dimostrato oggi segni preoccupanti e di conseguenza tutto quello che facevamo prima non lo possiamo più fare, dobbiamo per forza dare un cambiamento. Il cambiamento spesso spaventa, però dobbiamo riuscire a trovare nuove politiche puntando sulla sostenibilità e quindi aggiungendo ai nostri progetti di business più attaccamento al nostro territorio, più attaccamento alla cultura espressa dal nostro territorio e ne abbiamo veramente tanta. Come viene vista la sostenibilità oggi? La sostenibilità oggi non deve avere solo una sfera totalmente ambientale, la sostenibilità oggi deve raggruppare più sfere, la sfera ambientale sicuramente, quella sociale, quella anche istituzionale. Bisogna cercare di dare risposte ai nostri concittadini, bisogna cercare di dare lavoro alle nostre imprese avendo rispetto per il nostro territorio. La scelta del nome ricorda le antiche origini di questi luoghi, indicati un tempo come Val d'Agredo, il naturale proseguimento della Val Sugana. Valle Agredo è anche sinonimo di un paesaggio unico che vuole essere valorizzato e promosso nel mondo con un'offerta turistica davvero interessante, un'offerta culturale vasta. Valle Agredo è un territorio che vuole bene alle sue imprese e quindi abbiamo sposato come Confindustria il progetto e diciamo, la bontà di questa iniziativa. Crediamo sia importante difendere le nostre imprese e renderlo in un contesto di sostenibilità. Che cosa ci vuole per aiutare le imprese? Ci vogliono servizi che funzionano, ci vuole un network che possa aiutare le imprese ad essere valorizzate, soprattutto l'internazionalizzazione. Bisogna valorizzarle innanzitutto e poi aiutarle, perché comunque soffrono di nanismo e questo è un dato di fatto, aiutarle a crescere, a fare aggregazione, spingere diciamo, su quello che possono essere i loro must e quindi portarli all'estero, perché la qualità italiana è ancora riconosciuta come un elemento differenziante.